Sportivi e tifosi, gli highlights di questa settimana sono gentilmente offerti da PN SRL Azienda, che si occupa del saldo brasatura di semi lavorati in differenti materiali e leghe, con sede a Belvedere di Villarga in via Palladio 70. E un grazie anche a Verica Carburanti SPA, main sponsor per la stagione 2023-2024 da oltre 50 anni, con benzina, gasolio, agricolo, GPL e metano ti accompagnano nei tuoi viaggi. Ora sono anche luce e gas, invia la tua bolletta per una consulenza gratuita. Li trovi a Barbarano Mossano in via Dante 35A. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Al comunale Francesco Tesolin di Chions si affrontano i locali in maglia rossa e il Montecchio Maggiore in maglia nera. 18 punti il Chions, 15 punti per il Montecchio Maggiore. Dopo una prima fase di studio, al minuto numero 16 si fa pericoloso il Chions con il numero 9 Bolgan Ivan Fabrizio, che dal lato sinistro dell'area di rigore lascia partire un tiro, attraversa tutto lo specchio della porta e termina in calcio d'angolo. Sul successivo calcio d'angolo recupera il pallone la retroguardia del Montecchio Maggiore e con Valenti innesta un contropiede che serve Luca Sperti, che di esterno mette Nicolò Visinoni davanti al portiere, che lo supera e mette il pallone in rete per l'1-0. Rivediamo la pregevole azione del trio Valenti, Sperti, Visinoni freddo e glaciale nell'attendere il portiere, superarlo e mettere il pallone dentro la rete per il gol del 1-0. Prova a reagire il Chions con Tarco che calcia da dentro l'area ma butta il pallone sopra la traversa. Altra azione pericolosa per il Montecchio Maggiore con Christopher Borgo che da dentro l'area di rigore cerca di vincolarsi di un avversario, ma viene fermato proprio all'ultimo in scivolata dal centrale difensivo Zraglablic. Ancora azione pericolosa al 31esimo con Valenti che lascia partire un tiro toccato con la mano dal difensore. Il direttore di gara in posizione vicino indica che è tutto regolare. Montecchio Maggiore pericoloso con Nicolò Visinoni servito da Penzo, lascia partire un tiro deviato da un proprio compagno e termina fuori. Prima della fine del primo tempo per il Chions Valenta si presenta dentro l'area di rigore, lascia partire un tiro contratto. Squadre negli spogliatoi con il Montecchio Maggiore in vantaggio 1-0 sul Chions. Secondo tempo che si apre ancora con un'azione pericolosa per il Montecchio Maggiore con Nicolò Valenti che dal limite dell'area lascia partire un tiro dove Tosoni si getta in tuffo e devia. Un minuto dopo, azione pericolosa ancora per il Montecchio Maggiore con Penzo che recupera un bel pallone, serve in area di rigore Christopher Borgo che tutto solo però spara addosso al portiere Tosoni. Dall'altra parte il Chions si rende pericoloso con il duo Valenta De Anna, con quest'ultimo che lascia partire un tiro parato da Carraro che si ripete ancora sempre su De Anna, si stende in tuffo e appunto salva la rete. All'ultimo minuto di recupero Garbero per il Montecchio Maggiore va vicino al gol del 2-0, si incunea, lascia partire un tiro che supera la traversa. Arriva il triplice fischio dell'arbitro che sancisce la vittoria esterna del Montecchio Maggiore 1-0 a Chions. Siamo qui con Fabrizio Cacciatore al termine del match, una vittoria direi Fabrizio di sacrificio e impegno da parte di tutta la squadra. Sì, hai detto bene, sacrificio e impegno, non era facile, arrivavamo da una sconfitta domenica nel derby, un paio di settimane un po' turbolenti causa mercato, lo spirito in questi ultimi giorni non era dei positivi, ma i ragazzi siamo riusciti a farli riprendere a livello mentale. Oggi hanno portato in campo una prestazione incredibile, non era facile su un campo molto difficile, una squadra
ben organizzata, forte, soprattutto il reparto avanzato forte, ma i ragazzi sono stati fantastici, ripeto, non era facile in questa situazione, in questo momento, però hanno risposto presente e questo c'è da fargli i complimenti. Il Montecchio è andato in vantaggio subito, gol rischiato, ricordiamo quella traversone dalla sinistra, calcio d'angolo, ripartenza gol, quindi un Montecchio cinico che però ha saputo soffrire ma rischiare anche di andare in doppio vantaggio. Sì, l'avevamo preparata così, sapevamo che, diciamo, che i loro centrali erano molto forti fisicamente, potevano concedere qualcosa a campo aperto, così è stato. Mi è dispiaciuto perché potevamo chiuderla in un paio di occasioni che non ci siamo riusciti, quindi fino al 90esimo abbiamo sofferto il giusto. Penso che loro palle gol nitide, forse solo una al primo tempo, non ne abbiano avuto. Noi avevamo la possibilità di chiuderla e certe volte queste partite vanno chiuse perché poi, diciamo, diventa difficile poi portarla a casa, soprattutto nei minuti finali. Grazie, grazie.